Let me now turn to our program for the future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. Mother so-and-so and a white fascist. They said you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò dell'America, questo è l'appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti qui su Radio Libertà e cominciamo subito la puntata del 21 luglio 2025 con tantissime notizie. Avete letto sicuramente i problemi di salute che hanno coinvolto Donald Trump, un Trump che è stato diagnosticato con un problema venoso alle gambe, ma che non sembra niente di troppo grave, nonostante sia un malanno cronico, purtroppo, per il presidente degli Stati Uniti. Ma l'altra notizia molto importante, soprattutto perché riguarda il caso Epstein, che negli Stati Uniti è esploso sempre di più nelle cronache, ma non solo, è interessato anche persone che solitamente della politica sono poco interessate in realtà, quindi ha coinvolto tutti. Un caso Epstein che non è finito nel 2019 con l'arresto e con la morte in cella del finanziere, ma come abbiamo parlato più volte anche su queste frequenze, è un caso molto discusso e controverso perché proprio i filmati del carcere di massima sicurezza in cui era rinchiuso il finanziere sono mancati proprio quel singolo minuto che ha permesso al finanziere, tra l'altro, di suicidarsi, con le guardie del carcere che sono state ritrovate a dormire proprio in quel minuto, e questo ovviamente ha causato lo scandalo. Perché? Perché ricorderete, sull'isola del finanziere sono stati purtroppo rinvenute le tracce di un commercio di traffico di esseri umani, di minori, che ha coinvolto tante personalità americane molto importanti. Quindi chiunque sia stato sull'isola in questo momento, sulla famosa isola di Epstein, in questo momento è ritenuto, perlomeno dall'opinione pubblica americana, come complice di questo traffico, anche perché non era stato denunciato da nessuna personalità importante che ha poi visitato l'isola. L'FBI aveva rilasciato negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, il filmato proprio che coinvolgeva Epstein, ma era stato alterato digitalmente. La stessa FBI che non vuole, insieme al funzionario Bondi di Donald Trump, non vogliono in questo momento rilasciare la lista. Vedremo se in futuro lo faranno, la lista ovviamente delle persone che hanno visitato l'isola, perché l'opinione pubblica è affamata di colpevoli, affamata di voler puntare il dito contro qualcuno, e quindi è anche giusto, tra virgolette, dare qualcuno in pasto per le persone comuni. Ma il problema più grande è il perché nessuno abbia denunciato un traffico così importante in cui era coinvolto sia Epstein, il miliardario, sia anche la moglie. Cosa è successo però in questi ultimi giorni? Il Wall Street Journal, un famosissimo quotidiano, un famosissimo giornale degli Stati Uniti, ha intenzionato a pubblicare una lettera di compleanno che Epstein nel 2003 aveva non si sa se veramente oppure no, lo sapranno soprattutto i diretti interessati e i giornalisti eventualmente del Wall Street Journal, che avrebbe inviato al presidente Donald Trump.
Donald Trump ha subito ovviamente detto che la lettera è un falso e ha minacciato denuncia di circa 10 miliardi il famosissimo quotidiano americano. Quindi parliamo di una denuncia molto importante, tra l'altro non è la prima volta che Donald Trump si scontra con l'editoria americana, con i mass media americani, non solo ovviamente per come danno una diversa lettura tra il presidente all'epoca, l'ex presidente Joe Biden o Barack Obama, e invece quello che poi la sua amministrazione ha fatto nel primo e nel secondo mandato, ma anche come è successo con l'intervista a Kamala Harris durante la campagna elettorale del 2024 su CBS. Perché cosa era successo? L'intervistatore aveva fatto una domanda per quanto riguarda Israele, cosa aveva intenzione di fare Kamala Harris di diverso rispetto al presidente Joe Biden all'epoca, e la CBS poi, che è un'importante rete televisiva americana, ha poi rilasciato due diverse risposte alla stessa domanda. Una durante un programma in cui davano un'anticipazione dell'intervista a Kamala Harris, e la seconda versione proprio durante l'intervista completa a Kamala Harris. Questo ha portato inizialmente a una denuncia di Donald Trump per una cifra che arrivava addirittura a 10 miliardi di dollari, scusate, per poi arrivare a un accordo in tribunale di circa 16 milioni di dollari. Quindi probabilmente si è pagato le spese legali. CBS, Paramount, che è l'azienda che poi gestisce CBS, che poi è proprietaria di CBS, ha quindi ammesso il misfatto, possiamo ridurla così. Questi sono poi 6 mesi, con questa settimana si festeggiano i 6 mesi di Donald Trump come presidente. Cosa è avvenuto in questi mesi? Ovviamente la battaglia per quanto riguarda i dazi, ma anche una diversa gestione dell'immigrazione, che ha risultato alla lunga, diciamo alla lunga in realtà sono solo 6 mesi, ma in quest'era moderna 6 mesi sono tantissimi, soprattutto con internet, ha portato a una prima vittoria per quanto riguarda la liberazione di cittadini americani che erano imprigionati proprio a Venezuela. Venezuela ovviamente con tantissimi immigrati irregolari all'interno degli Stati Uniti, con la famosissima gang criminale Tren de Agua, ne avevamo parlato anche su queste frequenze. Cosa è successo? Donald Trump si era accordato, aveva quindi messo in moto una importante collaborazione con il presidente di El Salvador, proprio per mandare e imprigionare questi importanti e questi anche pericolosi criminali venezuelani. Le prigioni in El Salvador sono state riempite proprio dall'attuale presidente, tra l'altro, che ha cercato di rinegoziare il debito pubblico con le criptovalute. Questo sarebbe anche da studiare, capire quanto abbia fatto bene e quanto no. Ma il presidente del Salvador ha annunciato di aver negoziato la liberazione di alcuni prigionieri venezuelani con americani che erano imprigionati all'interno delle carceri venezuelane. Il Venezuela probabilmente non voleva dialogare su questa importante questione direttamente con gli Stati Uniti, e quindi è stato fondamentale avere un terzo interlocutore. E andando avanti con le notizie, sempre parlando dell'immigrazione, i camionisti messicani finalmente stanno mettendo in regola anche per quanto riguarda lo standard statunitense per quanto riguarda la lingua. Quindi tanti camionisti stanno finalmente studiando
la lingua inglese, e finalmente quindi si arriverà, perlomeno negli Stati Uniti, si spera anche in Italia presto, a un buon livello anche per gli immigrati per quanto riguarda proprio la comunicazione della lingua madre locale. Andando avanti poi con le notizie, Donald Trump, tra l'altro, era uscita fuori la questione di Coca-Cola, una questione molto rimbalzata nei notiziari nazionali italiani, perché ha cercato Donald Trump di tornare alla formula originale della Coca-Cola, basata sulla canna di zucchero e non sullo sciroppo di mais. Vedremo poi come andrà la questione, anche per capire alla fine quanto male può fare questa bevanda, o quanto effettivamente siano esagerate le nostre preoccupazioni, anche perché tutte le persone che hanno cercato di dare un giudizio sul cambiamento della formula, in realtà parlavano di quanto in realtà non facesse proprio bene la Coca-Cola, quindi già si partiva da quel presupposto. Negli Stati Uniti poi è esploso in questi ultimi giorni, proprio qualche giorno fa, un importante documento che sembra proprio provare quanto l'intelligence dell'amministrazione Obama, quindi si parla del 2016 e si parla della prima campagna elettorale di Donald Trump, di quanto l'intelligence della Casa Bianca dell'epoca abbia cercato di creare sottobanco la narrativa che la Russia abbia influenzato le elezioni presidenziali proprio a favore del presidente Donald Trump, che vinse su Hillary Clinton non con anche la maggioranza del voto popolare, quindi gli americani hanno scoperto come funziona il loro sistema elettorale nel 2016, che non si basa sulla vittoria del voto popolare su tutti i 50 gli stati, ma anche in realtà sulla vittoria dei grandi elettori. È successo che il direttore dell'intelligence nazionale Tulsi Gabbard abbia poi mostrato al pubblico dei documenti in cui sembra che vi sia una chiara evidenza che alla fine le manipolazioni dell'amministrazione Obama siano state importanti, proprio per mostrare quanto la narrativa sia stata importante. Scusate, la direttrice Tulsi Gabbard è riuscita Fox News a ottenere un documento, dico Fox News non per far pubblicità, ma semplicemente perché è l'unica rete che si è interessata della questione, proprio per la vicinanza ai repubblicani, e quello che invece succede con molte altre reti sono molto più vicine ai democratici come informazione, come pubblico pure. Quindi parliamo in realtà di un'importante notizia e di quanto in realtà i russi e anche gli hacker fantomatici che hanno messo in difficoltà il sistema elettorale statunitense non siano mai esistiti, o comunque non abbiano in realtà avuto nessuna rilevanza nazionale, quanto in realtà alla fine sia stata tutta una manipolazione dietro le quinte del Partito Democratico dell'amministrazione Obama. Tra l'altro un post di Donald Trump parla proprio di come Obama dovrebbe essere arrestato proprio per questo motivo. Vedremo come si evolverà la situazione in futuro, vi terrò aggiornati ovviamente. Una buona giornata a tutti, una buona settimana a tutti, grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto. Avete ascoltato Te la rido io, l'America. Strength of a potentially destructive force if we don't get freedom.